Anche l'Italia, per quanto riguarda le scelte chiaramente di Gigi Di Biagio, si schiera in questo modo: Cragno tra i pali, poi Conti, Rugani, Romagnoli, Murro, Mandragora, Cataldi, Bernardeschi, Cerri, Boateng e Benassi. Modulo direi interessante. Sì, interessante perché secondo me è stato studiato perfettamente per mettere in difficoltà un 5-3-2 giocando con un 4-2. La superiorità numerica dalla parte opposta e credo che la partita sia stata preparata in questo modo perché loro fanno fatica a raddoppiare sugli esterni avendo solo 3 centrocampisti. Mandragora con il sinistro, peccato. Grande sventola di Mandragora. Cantino qui fa vedere tutte le sue capacità. Lui ha una storia bellissima, c'è ben 16 provini, nato a Scampia, quartiere insomma di Napoli, Di quelli veri. di quelli veri. È andato a Scampia, 16 provini, nessuno sembrava credere in lui. Il Genoa ha creduto in lui e ha fatto bene. Guarda qua come si coordina, grande capacità di calciare per questo ragazzo. Sì, grande coordinazione, grande rapidità sulla palla, non è riuscito proprio a colpire. Cernigoi, è scattato Zauric, finisce ora fuori gioco, rientra Cernigoi, va da sé, affonda il tackle Mandragora. Bravissimo. Ottima scelta di tempo. Sì, molto bravo nell'intervenire. Sono quelle, eccolo qua, lo vediamo perfettamente in anticipo, sì, ma con un giocatore come Cernigoi che ha grande passo possente, perciò devi stare attento a non sbagliare perché questo ti può far male. È stato molto bravo nei tempi e nella lettura, secondo me. È uno che sicuramente gli manca ritmo partita, ha grande potenzialità e questo è un ragazzo da seguire con grande attenzione. Stojanovic, largo c'è Gorz, Stankovic, affonda il tackle Mandragora, riesce a fermare Stojanovic, riparte l'Italia, lontana Rugani. Mandragora prima di Stulaz che però lo mura irregolarmente. Ne avevi parlato bene di questo centrocampista italiano, questo Mandragora, che è un giocatore che fino adesso ha sbagliato poco, ma anche molto intelligente nel modo. Ecco, qui non ha buttato via la palla, esce Capun. Ha cercato di saltare il giocatore anticipandolo con la testa, poi molto diligente in mezzo al campo. Insomma, mi sembra che Cataldi e Mandragora hanno dato sia qualità e quantità a un centrocampo che ha fatto molto bene. Cernigoi, Otic, perde il duello fisico questa volta a centrocampo. Di Verre con Verre, fallo poi tra del ritardo Nitta da parte del giocatore sloveno. Eccolo qui Cernigoi, questo tocco assolutamente illegale da dietro, punizione per l'Italia. Bravo, Mandragora è stato veramente tra i migliori in campo, secondo me, proprio perché è stato sempre un bel punto di riferimento e anche in queste circostanze usa sempre la testa in tutto quello che fa, non fa mai le cose senza senso. Anche qui ha difeso una palla, si è preso un fallo importante, è determinante. Infatti il pericolo viene sempre dalla parte opposta. Prova a servire Verre, ancora Verre, finta il tiro, lo effettua ora ed è il raddoppio. Ancora un cambio da parte di Di Biagio e ancora un gol. Sono due, 84esimo, 2-0. Adesso è andato ad abbracciare questa volta non Di Biagio, ma il Magazzinieri che hai citato all'inizio. Quello che dicevi tu è fondamentale. Gagliardi, ti ricordiamo, Gagliardi e Basile, i due magazzinieri, hanno dato ad abbracciare. Si sono emozionati, sono tutti rossi in faccia. Ma la gioia di un gruppo è proprio vivere completamente a 100% quello che è intorno, e le persone come i massaggiatori, i magazzinieri, tutte le persone che lavorano con grande sacrificio. Bravissimo qua, si è coordinato bene, non ha messo frenesia nel suo modo di avvicinarsi alla palla, anzi
No, ma neanche la deviazione è stata influente, proprio l'ha calciata bene. Allora, nel calcio non bisogna mai sbilanciarsi, però questo gol credo che chiuda le ostilità. E abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più. E se, ripeto, sempre parlare prima magari di rischioso, non prendiamo gol, possiamo dire che in 2 partite ne segniamo 3 e non ne subiamo nessuno, e questa è una grande indicazione. Bello anche l'abbraccio da Di Biagio e Nunziata. Di Biagio al microfono con Andrea Riscassi. Sorride Di Biagio?